Buon pomeriggio, bentrovati, nuovo appuntamento, intanto buone feste, buon ponte a tutti e chi ci segue, insomma chi si sta rilassando in queste giornate di festa. Nell'anteprima oggi della nostra trasmissione Il Punto, vediamo un po' quelle che sono le coordinate dei temi per seguirci. Oggi parleremo, l'abbiamo ampiamente annunciato, attraverso i nostri telegiornali, attraverso i nostri social, anche attraverso il quotidiano La Sicilia. Oggi parleremo di province, cercheremo di capirne di più su questo tema. Per settimane, soprattutto negli ultimi giorni, abbiamo letto sui giornali di questo tema, le elezioni delle province. Qualcuno è molto affezionato a queste elezioni, altri se le sono dimenticate, lo ricordo, sono state cancellate così di notte dall'allora governatore Crocetta, e da lì in poi una serie di polemiche, soprattutto politiche, ma anche con le carte, rinvii, insomma, di ricorsi. Lo racconteremo questo, lo racconteremo bene all'interno della nostra trasmissione di oggi. Parleremo anche di questo reddito di povertà. Che cos'è? Qualcuno ne ha capito qualcosa? È stato annunciato la scorsa settimana dal presidente Schifani, cercheremo di capire se assomiglia in qualche modo, in parte, del tutto, per niente, al famoso reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle, proposto dal Movimento 5 Stelle. Poi ci sono da commentare ovviamente le elezioni che sono state in Liguria, da un'altra parte completamente d'Italia, ma stanno sconquassando un po' le alleanze, soprattutto nel campo largo del centro-sinistra. Questi sono più o meno i temi della nostra trasmissione di oggi. Prima però in questa parte la dedichiamo, questa parte di trasmissione la dedichiamo al nostro Totò Calì, perché ci facciamo raccontare da Totò tutto quello che è successo in questa settimana. Ciao Totò, con le sue vignette ovviamente. Come stai? Tutto bene Totò? Oggi è l'unico giorno in cui puoi fare la battuta Mulassani Monti. Esatto. Poi tu proprio sei Ecco, calato, vestito di nero, proprio perfettamente. no, sono vestito di rosso solo che ho la telecamera in bianco e nero. Ho capito, perfetto, va bene, quindi perfettamente calzante al tema. Allora, le vignette di oggi, da dove partiamo? Una settimana bella, interessante tra l'altro. Da dove partiamo? L'Italia è sempre interessante la settimana. L'Italia, proprio Allora, così. ecco qua, ho parlato dei morti. Guarda che oggi ce l'abbiamo anche, i 5 Stelle, oggi ce l'abbiamo i 5 Stelle, quindi poi gliela facciamo commentare. però legato anche alle elezioni in Liguria, dove c'è stato, diciamo, un calo di preferenze per quanto riguarda i 5 Stelle. Infatti ecco qua, Ecco. con queste liti tra Grillo e Conte, Ecco, insomma, la gente un po' in fuga. Dolcetto, scherzetto, gli incubi, Dracula, insomma. Molto scherzetto. Molto scherzetto per loro. Questo era Halloween, insomma, raccontato. Ancora Grillo. Questo è Grillo. Da grillino a grilletto, insomma, perché tutto sommato questo mi rendo schifo, eccetera, insomma, è un po'... Come sparare sulla Croce Rossa però questa settimana, insomma, è un po' semplice. Andiamo, prossima vignetta. Allora, questo riguarda l'Albania, che si sta aprendo un mondo su questa cosa dell'Albania. Cioè, Presidente, gli albanesi hanno fatto il reso riguardo ai migranti. Okay. E io so il governo, mica so Amazon. Questo che è? La Meloni che parla così, no? No, perché parla sempre così la Meloni, no? Cioè, il romanesco. Con questa cadenza, insomma, mica su Amazon. Mica su Amazon, insomma, questa è un'altra questione calda che riguarda appunto i migranti. Prossimo tema, qual è? Domani sul giornale c'è quella sulla polizia e la polizia penitenziaria. Insomma, ecco, un altro. Questo che è? Questo sugli italiani tutti spiati, ecco qua tutti gli scheletri degli armati che... Sì, anche se, voglio dire, in Italia ormai gli scheletri non sono più negli armadi, ma sono nei bunker. Perché... Oggi sei abbastanza in forma, Andiamo, prossima vignetta. Prossima vignetta, eccola qua. Qual è? Qua sul reddito, che non è tanto di povertà, ma il reddito in generale, perché c'è il reddito di povertà, ma c'è anche proprio chi il reddito lo nasconde, quindi dai, puoi dirmelo ormai, hai mentito sulla tua età. Cioè, tu sul tuo reddito, insomma. Cioè, questo è povero veramente, però, perché poi ci sono quelli che lo nascondono, no? I famosi evasori. Proprio ieri si è chiuso un'altra storia che riguarda appunto la lotta all'evasione fiscale. Vabbè, insomma, andiamo avanti. Il condono, ecco. Il condono. Il condono. Questo che allora, ma c'è
c'è almeno un posto dove riesce a esprimere un po' di umiltà? Sì, nella denuncia dei redditi, quello di cui sarà il faccia che ha. Insomma, anche questo è vero. Ce n'è altre? No. Ah sì, un'altra. dovrebbe essere. La pensione, c'è stato un aumento di 3 la euro. pensione, questa è bellissima pure. C'è Ma la, come la- mai la oggi- rimodulazione delle pensioni, secondo il ministro Giorgetti. Che succede? Quindi, ma come mai hai portato 2 pezzi di pane duro ai piccioni e non uno? Festeggi 3 euro in più nella pensione. Un po' forzata, però insomma, un po' forzata. Noi Però l'aumento, sorridiamo. diciamo, l'aumento dovrebbe essere esiguo. Sorridiamo, ma insomma, Sorridiamo, ci sarebbe da piangere, però, insomma. è poco da... infatti, Questa è una buona notizia. Qua commentano già, qua commentano. Io non ho presentato gli ospiti, lo faccio dopo, però commentano e si sono anche divertiti. Va bene, Totò, ciao, va. Ci vediamo la prossima Vabbè. settimana. Con questo concluso. Con vi questo lascio- concluso, a voi è tutto. Va bene, ciao Totò, Ciao. torna da dove sei, Ciao. insomma, nella giornata questa qua particolare. Ciao Totò. Allora, finisce l'anteprima, la sigla e poi cominceremo il nostro dibattito, entreremo nei temi della puntata di oggi, del Punto. Buon pomeriggio, le province, il reddito di povertà, ma anche tutto quello che è successo all'Assemblea regionale siciliana. Oggi facciamo proprio una puntata di politica raccontata, ecco, dai fatti. Le province, dicevamo, le province, perché questo è un grande tema, insomma, all'ordine del giorno. Ne parleremo oggi con l'assessore alle autonomie locali della regione siciliana, Andrea Messina. Benvenuto assessore. Buona giornata a voi. Buona giornata, con il professore ordinario di diritto costituzionale e pubblico anche, no? Professore Agatino Cariola, professore dell'Università di Catania. Buongiorno. Buongiorno professore Cariola. Luigi Sunseri, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, che vediamo spesso nel monitor perché si collega oggi in studio, quindi ci fa piacere. Grazie, incontrarlo. buonasera a voi. Benvenuto onorevole Sunseri. In collegamento abbiamo Francesca Donato, europarlamentare uscente, vicepresidente della Salve a tutti. vicepresidente nazionale della Democrazia Cristiana. Benvenuta onorevole Donato, benvenuta in trasmissione, e la collega Miriam Di Peri, ovviamente con noi. Ciao Miriam. La collega del quotidiano La Repubblica, ovviamente sempre con noi ad accompagnarmi nel racconto di questa trasmissione il collega Antonio Condorelli, che ormai è stato battezzato dietro le quinte il fustigatore. Ciao Antonio. Ciao caro Luca, un saluto a tutti. Che ride, non puoi ridere, il fustigatore non ride mai. Allora Antonio, parto da te, le province. Perché abbiamo fatto noi una trasmissione sulle province oggi? Perché siamo davanti a una vicenda pirandelliana, parliamo del 17° rinvio delle elezioni che viene festeggiato con una decisione della Corte Costituzionale che ha ritenuto illegittimamente costituzionale un rinvio di un anno fa. Un rinvio che era una decisione che arriva dopo che il comune di Enna aveva fatto un ricorso al TAR per dire: scusate, già sono stati fatti qui 16 rinvii, e la Corte Costituzionale ha detto chiaramente che questi rinvii sono illegittimi costituzionalmente e che bisognerebbe andare al voto, perché di rinvio in rinvio è saltata l'organizzazione e soprattutto la gestione amministrativa di questi enti che sono diventati sostanzialmente degli enti fantasmi. Ma la questione è politica perché all'improvviso i partiti si sono resi conto, da un lato, che non riuscivano a preparare le liste in poco tempo, dall'altro è tornata la possibilità delle elezioni dirette per le cosiddette ex province. Ecco, ce n'è abbastanza per alimentare questa telenovela politica e illegittimamente costituzionale che riguarda le famose province che Crocetta abrogò durante una trasmissione nel 2015. Allora, noi abbiamo preparato una scheda, però consentitemi un attimo, visto che ho Francesca Donato, insomma, onorevole Donato, io mi prendo proprio un minuto di tempo, diciamo, perché sono veramente felice di averla qui in trasmissione, perché lei da sempre è stata una politica e un'imprenditrice battagliera, una che insomma si è sempre spesa con i suoi modi, con i suoi mezzi, spesso criticati, e mi fa piacere rivederla perché nell'ultimo periodo ovviamente è stata protagonista
protagonista, suo malgrado, di una vicenda che l'ha colpita personalmente, tra l'altro una vicenda che è tuttora aperta, che riguarda suo marito. Quindi insomma io intanto le chiedo, diciamo, questo lo faccio ovviamente per professione, se ci sono delle novità in questa vicenda che riguarda appunto suo marito Angelo Onorato. Guardi, le indagini sono ancora in corso, non ci sono novità ufficiali, c'è il più stretto riservo sulle indagini. A fine mese dovrebbe esserci un provvedimento eventualmente di richiesta di proroga delle indagini preliminari, perché scade il termine dei 6 mesi. Quindi siamo tutti in attesa di vedere cosa deciderà la Procura. Allora le auguriamo, glielo dico io a nome di tutti ovviamente, di avere tutte le risposte che si aspetta, che in questo caso si merita, però dicevo torno ovviamente al suo ruolo, perché qui adesso la rivogliamo così come l'abbiamo conosciuta, visto che si è presa giustamente una pausa per stare, insomma, per raccogliersi nei suoi pensieri, la rivogliamo battagliera come sempre, in modo da portare dei contenuti oggi anche in questa trasmissione. Allora, vi facciamo vedere la scheda preparata da Simona Mazzone e Fabrizio Rizzo, che racconta questa telenovela delle province, e poi cominciamo il dibattito. Vi assicuro che domani la mia giunta delibererà una proposta di legge che prima regione in Italia e prima delle vostre chiacchiere le abolisce per fare i liberi consorzi dei comuni, così come prevede lo statuto della regione siciliana. È il 3 marzo 2013. L'allora presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, ospite all'Arena di Giletti su Rai 1, annuncia l'abolizione delle province. 2 giorni dopo comunica alla stampa la sua impresa rivoluzionaria. A distanza di una settimana l'Assemblea regionale siciliana abolisce le province, sostituite da 6 liberi consorzi e 3 città metropolitane, e Crocetta lo definisce un cambiamento che passa alla storia della Sicilia, perché si tratta di un testo di legge che modifica gli assetti istituzionali. Gli enti provinciali adesso sono solo un ricordo, alimentato negli anni da polemiche politiche e giri di valzer tra chi le rimpiange e chi le reputa carrozzoni politici. Passano 11 anni da quella legge e nei giorni scorsi arriva il via libera della Commissione Affari Istituzionali dell'ARS al disegno di legge che ripristina il voto diretto nelle ex province. Questa fase frena, ancora una volta, l'ennesima, l'appuntamento del 15 dicembre, quando si sarebbe dovuto votare con le elezioni di secondo livello, solo sindaci e consiglieri, come avviene nel resto d'Italia in base alla legge del Rio. Il testo di iniziativa parlamentare è presentato dalla maggioranza di centrodestra e prevede il ripristino dell'elezione diretta e lo slittamento delle elezioni alla primavera 2025. Scatenate le opposizioni, Faraone Italia Viva giudica insufficiente il solo voto dell'ARS e senza un passaggio in Parlamento nazionale. La Lega ribadisce l'autonomia dello Statuto siciliano. Per il PD si tratta dell'ennesimo bluff per far slittare ancora il voto di secondo livello. Falcone, eurodeputato di Forza Italia, ricorda che anche la Corte Costituzionale ha censurato a più riprese il reiterarsi dei commissariamenti. Per Sunzeri dei 5 Stelle la norma è anticostituzionale. Cuffaro fa appello ai partiti, diano la parola ai cittadini elettori. Antonello Cracolici, rivolto al centrodestra, attacca: non vi siete messi d'accordo su come spartirvi i presidenti degli enti e temete il rischio che i sindaci e i consiglieri comunali minaccino la rielezione di moltissimi di voi nei collegi elettorali. Martedì sera all'ARS con un colpo di coda l'emendamento viene inserito dentro il DDL urbanistica e viene approvato. Non si vota il 15 dicembre e scatta l'ennesima proroga per i commissari, mentre per le elezioni di secondo grado se ne parla ad aprile. Ma il servizio studi dell'ARS frena, potrebbe essere incostituzionale. L'ultimo capitolo per il momento risale a 3 giorni fa. La legge della regione siciliana, che ha ulteriormente differito le elezioni, prorogando la gestione commissariale degli stessi enti, viola gli articoli 5 e 114 della Costituzione ed è pertanto illegittima. Sentenza della Corte Costituzionale. E ripartiamo
ripartiamo da qui. Io il professore Cariola, qui allora me la faccio spiegare tecnicamente, intanto tutto giusto, no? il racconto, diciamo, nelle sue fasi, nelle sue evoluzioni, da quel famoso crociere. Non rivedevo le facce di quegli assessori, me ne ero anche dimenticati, però insomma quello era il governo che abolì le province in TV, fu quella diciamo anche lo shock, no? di questa questione. Professore Cariola, dico tutto giusto nel racconto. Beh, qualche precisazione va fatta, Prego. Altrimenti che ci sto a fare? È chiaro. Che ci sto a fare? Prima notazione. Sulle province è organizzata l'intera struttura dello Stato. Consideriamo le prefetture, consideriamo i comandi territoriali delle varie forze dell'ordine, consideriamo la struttura della sovrintendenza ai beni culturali, dei geni civili e così via. Si è confuso in tutti questi anni l'abolizione delle province con la diversa configurazione dell'assetto di vertice, cioè il diverso problema della elezione del Consiglio provinciale e del Presidente del Consiglio provinciale. Una cosa è abolire le province e quindi trasferire le funzioni dal livello appunto provinciale, dal livello dell'ente di area vasta ai comuni o addirittura alla regione. Perché gli enti locali sono comune, provincia, regione. Quello che non fa la provincia lo dovrebbero fare altri. Allora, se abolisce evidentemente dico, se manca qualcosa, se abolisce le province, perché queste province facevano al di là di quello che ha detto Crocetta, no? Le province appunto qualcosa la facevano e qualcosa la fanno. Ricordo che le province hanno competenza su almeno 3 materie che intercettano come dire, la vita di ognuno di noi. La viabilità provinciale. La gran parte delle strade italiane e siciliane sono strade provinciali. Ci sono poi le strade statali e quelle all'interno dei comuni. L'edilizia scolastica. Se i nostri figli studiano in un liceo scientifico, in una ragioneria o un commerciale, la costruzione degli edifici e la manutenzione di questi edifici è di competenza della provincia. L'altra competenza grande della provincia è in materia di ambiente, in materia di controllo dell'inquinamento, di immissione nelle aree e così via. L'autorizzazione integrata ambientale che serve a molte imprese per poter iniziare l'attività, la cosiddetta AIA, è di competenza delle province. Queste funzioni delle province non sono mai state abolite da nessuna parte, continuano ad essere svolte dalle province. Quello che è cambiato è invece che si è passati dall'elezione diretta del Presidente della provincia, l'elezione diretta dei consigli provinciali l'avevamo già da tanto tempo, dall'elezione diretta del Presidente della provincia all'elezione indiretta, cioè a dire i consiglieri comunali e i sindaci votano tra di loro chi deve andare a fare il consigliere anche della provincia, consigliere comunale e consigliere della provincia. E uno dei sindaci della provincia, sempre per elezione dei suoi colleghi nelle varie amministrazioni locali, diventa anche presidente della provincia. L'unica eccezione è rappresentata dalle 3 città metropolitane di Palermo, Messina e Catania, dove di diritto il sindaco di Palermo, di Messina e di Catania, eletto dai cittadini solamente di quelle città, diventa anche presidente della provincia. Con la conseguenza che il cittadino di Cefalù si vede governato dal sindaco di Palermo che non ha contribuito ad eleggere. Questo sistema, ed è l'altro argomento, che da tecnico devo aggiungere, è stato ideato, conformato da una legge nazionale, la cosiddetta legge del Rio, la 56 del 2014. La Sicilia l'ha copiata, ha cercato di discostarsi, è ritornata a mutuare, a copiare la legge del Rio, dopodiché, ed è il problema, dal 2014 ad oggi non riesce a scegliere. Ecco, assessore. Ma stiamo parlando non di abolire le province, ma del sistema di elezione dei consigli provinciali e dei presidenti delle province, che è un altro tema.
Allora, Assessore Messina, ovviamente io lo dico a tutti, lo dico anche ai colleghi, lo dico anche a Francesca Donato che è in collegamento, siete tutti aperti con i microfoni, se volete intervenire mentre parla qualcuno, insomma, cercate di essere, come dire, diligenti, ecco, in qualche modo, per non accavallarvi. Non faremo risse. Beh, vabbè, quello insomma, se volete, però piano, cioè, senza farvi male, ecco, senza farvi male. Assessore Messina, tutto giusto, lei ha fatto anche il sindaco, insomma, l'ha vissuto questo periodo, quando Crocetta andò in televisione a dire io voglio abolire queste province perché sono enti intermedi, sono enti inutili che costano un sacco di soldi ai cittadini. Quella riforma poi è stata in qualche modo monca. Sì, non v'è dubbio, sono d'accordo col professore Cariola, le province non sono state mai abolite e nessuno pensa in questo momento di abolirle. L'unica materia del contendere in questi 11 anni è stato solamente il metodo di elezione e il metodo amministrativo. C'è chi ritiene legittimamente che questo per risparmio di costi debba essere fatto dai consiglieri comunali e dai sindaci, così come parzialmente in questi anni si è fatto. C'è chi invece ritiene che bisogna dare la parola ai cittadini, bisogna votare a suffragio universale e i cittadini si scelgano i propri consiglieri e il proprio presidente. È inutile nascondere che in questi 11 anni qualsiasi governo, di qualsiasi diciamo, schieramento politico, è inutile nasconderlo, non hanno mai voluto votare, no? Perché abbiamo già visto come Crocetta nel 2013 si è premurato a procedere a questa abolizione, magari in quel momento era un atto più propagandistico probabilmente che amministrativo, però poi alla fine sono passati mesi, sono passati anni, tutti gli annunci fatti da tutti, diciamo la verità, vorrei non sono andati qualcosa, mai in porto. Assessore, lo dico anche agli ospiti. C'è stato in quel periodo, proprio in quel periodo in cui Crocetta annunciava questa riforma, anche un movimento d'opinione, di popolo, cioè non era, come dire, un cavaliere solitario, una scelta, diciamo. C'era un movimento, tant'è vero che poi si fece la legge, cioè diciamo, poi si cavalcò la legge Rio. In molti pensavano che le province fossero realmente un ente intermedio, un ente inutile. Poi cos'è successo in tutto questo tempo? Lo chiedo a lei, lo chiedo ovviamente a tutti, sul serio. Ma intanto siamo di fronte a una palese, reiterata, spregevole e sprezzante della Costituzione, violazione della Costituzione. Cioè, questo è innegabile. Diciamo, ci sono svariate sentenze della Corte Costituzionale che dicono che l'ennesimo rinvio delle elezioni delle province è anticostituzionale. E l'Assemblea sembra fregarsene. L'altra volta sono intervenuto per ultimo in aula, abbiamo inserito un articolo a un disegno di legge urbanistica, quindi stavamo parlando di urbanistica. I capigruppo di maggioranza di questo governo hanno deciso di inserire un articolo che rinvia per l'ennesima volta le elezioni che erano state già indette. Cioè l'assessore e il presidente della regione l'1 ottobre di quest'anno hanno firmato il decreto di indizione, il 18 di ottobre è dato in gazzetta e il 15 dicembre avremmo dovuto votare. Quindi non solo si è rinviata per l'ennesima volta, non solo lo si è fatto inserendolo in una norma ancora non pubblicata ma che andrà in gazzetta la prossima settimana sull'urbanistica, ma l'altro ieri, è arrivata l'ennesima sentenza della Corte Costituzionale che dichiara per l'ennesima volta illegittimo il 18° rinvio. Cioè siamo davanti all'apoteosi della sprezzante, spregiudicata volontà parlamentare. Ma cosa si dovrebbe fare? Cosa si dovrebbe andare al voto, punto. In che modo? Perché i liberi consorzi e le città metropolitane hanno per legge necessità di una struttura politica. Ad oggi la legge prevede le elezioni di secondo livello, punto. Poi se il governo nazionale, il presidente della regione, i deputati, maggioranza e opposizione preferirebbero votare con elezione diretta, rimane diciamo, una volontà meramente politica. Ma fin quando la legge prevede che l'elezione, così come si svolge in tutte le regioni d'Italia, tranne che in Sicilia, cioè in tutte le regioni abbiamo votato, in tutte, tranne che in Sicilia da 12 anni, si deve votare con l'elezione di secondo livello, è semplicissimo. Il problema, vede, dottore Ciliberti, è che purtroppo con le elezioni indette per il 15 dicembre probabilmente la maggioranza che governa la regione non era riuscita a trovare una quadra all'interno delle proprie forze politiche per decidere chi doveva andare a presiedere i liberi consorzi, perché poi di questo stiamo parlando. Quindi non riuscire politicamente a trovare un accordo su quello, ha detto, vabbè, tanto l'abbiamo rinviata per 17 volte, li rinviamo per la 18ª volta. In totale veramente disprezzo di quanto ci viene prescritto dalla Costituzione. Ed è un fatto, guardi, gravissimo, perché molte volte, vede,
quando noi approviamo delle norme in assemblea a volte c'è il dubbio di costituzionalità, cioè può capitare che una norma dice dai questa è un po' borderline, non è detto che la impugnino, vediamo, questa è certamente incostituzionale. 17esimo, non solo, la cosa ancora più grave è che la 17esima non è stata impugnata dal Presidente del Consiglio Meloni perché il Presidente della Regione ha preso un impegno davanti allo Stato, questo l'assessore lo può confermare, di indire le elezioni il 15 di dicembre. Noi ci siamo ritrovati con il decreto pronto, la norma che arriva in assemblea e viene votata a 30 giorni dalle elezioni, con il governo che era favorevole alle elezioni a votare contro per il rinvio, cioè siamo proprio veramente a raccontarla fuori. Io credo che nessuno ci può mai credere. Francesca Donato. Ma io credo che sicuramente non si possano bypassare né ignorare le sentenze della Corte Costituzionale e quindi effettivamente i rinvii sono stati tanti, troppi, c'è l'esigenza di dare un governo alle province, siamo d'accordo su questo, però attenzione, noi con questa legge, e non importa se si fa lo stesso a livello nazionale perché le criticità ci sono in ogni caso, si adotta un modello elettorale che non è veramente democratico, perché come è stato detto prima, con l'attuale modello non sono i cittadini a scegliere chi governa la provincia, sono degli altri rappresentanti e in alcuni casi, come quello delle città metropolitane, sono i cittadini di altri comuni, ok? Quindi questo secondo me è un aspetto che io non so se, perché non ho studiato la storia di questo provvedimento, della legge del Rio, se sia mai stata sollevata un'eccezione di incostituzionalità riguardo a questi aspetti di questa legge, però si dovrebbe anche fare una riflessione. Detto questo, se non c'è a livello di maggioranza un numero sufficiente per approvare questa riforma nei tempi dovuti per non dover fare ulteriori rinvii, credo che ci si troverà costretti ad andare a votare con il sistema attuale. Ma io mi auguro che quanto prima si finalizzi questa legge di riforma del sistema elettorale delle province, perché lo dobbiamo ai cittadini italiani e soprattutto siciliani. Come siamo stati capofila per l'elezione diretta del sindaco, possiamo essere capofila in Italia per l'elezione diretta dei presidenti della provincia, e chi ci tiene alla democrazia, penso che il Movimento 5 Stelle dovrebbe sostenere questo aspetto. Non credo che debba avere qualcosa di cui lamentarsi, perché le ragioni che erano state sollevate per abolire le province, di costi inutili eccetera, si è visto che poi alla fine sono insussistenti, cioè i costi ci sono ugualmente, la provincia è un ente che ha assolutamente bisogno di essere governato e di avere degli strumenti adeguati, di avere una struttura anche di personale adeguata, e quindi è inutile pensare di risolvere i problemi indebolendo questi enti o mettendoli in secondo piano, perché questa è una posizione di buon senso che però non si... Domanda secca, perché Crocetta aveva annunciato tutti secchi qua. Crocetta aveva annunciato nel 2013 che con la sua abolizione avrebbe risparmiato 100 milioni di euro l'anno. Vorrei chiedere all'assessore Messina se per caso questa affermazione di Crocetta sia vera, cioè se è stato vero e concreto questo risparmio di 100 milioni di euro l'anno, e poi la seconda parte è quanto invece costerebbe. Aspetta, una alla volta, perché insomma okay. Questo dopo. Miriam, facciamo rispondere o si lega in qualche modo? Anche sì. Si lega? No, fai rispondere, anch'io devo... Facciamo rispondere. No, è chiaro che la Regione non ha risparmiato i 100 milioni, perché noi annualmente trasferiamo alle province chiaramente il fondo autonomie anche per gli investimenti delle province. Quindi siccome le province non sono state abolite, ripetiamo, è stata abolita solamente la procedura amministrativa, ma noi le risorse, la Regione e il nostro assessorato e Dipartimento enti locali trasferiamo annualmente alle province le risorse per la loro sussistenza. Quindi ci sono i dipendenti, ci sono i dipendenti, c'è l'apparato burocratico, chiaramente ci sono i costi, ma ci sono anche i servizi che in questo momento, come dicevamo, vengono amministrati in 6 province dai commissari e nelle 3 città metropolitane dal sindaco metropolitano, che comunque provvedono a quei servizi e a quelle opere, seppure magari non con grande efficienza, ma provvedono alle strade provinciali, alla manutenzione delle scuole, alle competenze sull'ambiente, sui parchi, sulle riserve. Quindi le competenze non sono venute meno, gli apparati burocratici e i palazzi
neanche, quindi i trasferimenti sono stati puntualmente eseguiti, quindi il risparmio di fatto non ce n'è stato. Hanno risparmiato probabilmente le province i costi delle indennità degli amministratori, ma quello non era un costo della regione, era un costo degli enti provinciali. Quanto costano? Se abbiamo un conto di quanto costa una provincia, diciamo, tra quelle delle città metropolitane? Così, diciamo, oggi che non ci sono chiaramente amministratori non hanno dei costi. No, perché... diciamo con gli amministratori, diciamo, togliendo le rappresentanze. No, io non ce l'ho in questo momento, diciamo, un dato esatto, ma chiaramente non è corretto dire che il costo non giustifica eventualmente la rappresentanza o gli amministratori locali, perché altrimenti non diamo nessun valore al fatto che anche la provincia ha diritto di essere rappresentata da tutti i territori, dai consiglieri provinciali, da un presidente regolarmente eletto. Sapevamo e sappiamo bene che la legge Del Rio, in un momento anche di spending review, in un momento anche di taglio di costi agli stipendi e alle indennità, ha previsto che venissero amministrati solamente dai consiglieri e dai sindaci, perché in questo modo, siccome già i consiglieri percepiscono la loro indennità così come i sindaci, in questo modo l'amministrazione non avrebbe avuto nessun costo. Allora Miriam, Assessore, la domanda, prego. sì. Allora, sui costi andiamoci al contrario. Diciamo che in questi giorni a Palazzo dei Normanni, ragionando sulle province, si è stimato un costo per gli amministratori, per le indennità degli amministratori, intorno ai 20 milioni di euro. Vediamo, è una stima verosimile oppure no? E dopodiché la mia domanda era un'altra. I tempi, cioè l'assemblea, voi avete in questo momento la spada di Damocle della Corte Costituzionale che vi dice assolutamente bisogna andare alle elezioni. È come dire, anche una figuraccia che fa la Sicilia, no? Non il centrodestra, non il governo. I siciliani stanno facendo una figuraccia davanti ai giudici costituzionali che continuano a reiterare lo stesso invito: bisogna andare al voto. Che tempi? Perché nel frattempo state entrando in sessione di bilancio e ricordo a me stessa che in sessione di bilancio l'Assemblea non può discutere nient'altro eccetto i documenti contabili. Chiarissima domanda, Miriam. Allora facciamo così, siccome abbiamo un obbligo pubblicitario, restiamo in sospeso con la domanda di Miriam Di Peri e rientro la risposta dell'assessore dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta nella nostra trasmissione di oggi. Il punto, ci stiamo occupando in questa parte della trasmissione delle elezioni delle province rinviate con diciamo, quasi una ventina di imprevisti, dice, tra rinvii, insomma, stop inaspettati eccetera, e con i nostri ospiti ne stiamo discutendo. Con noi l'assessore agli enti locali della regione siciliana Andrea Messina, il professore Agatino Cariola, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Catania, l'onorevole Luigi Sunseri, deputato regionale all'Assemblea regionale siciliana, l'onorevole Francesca Donato, europarlamentare uscente e adesso responsabile nazionale, vicepresidente nazionale della Democrazia Cristiana, e la collega Miriam Di Peri con il collega Antonio Condorelli. Proprio la collega Miriam Di Peri ha chiesto all'assessore, prima di andare in pubblicità: assessore, ma insomma restiamo sui costi e anche sulla qualità di tutti questi rinvii. Come siciliani, dicevo, ci stiamo anche facendo ridere dietro, questi i termini utilizzati dalla collega, che io, diciamo, condivido. Sì, per quanto riguarda i costi, oggettivamente in questo momento non sono quantificabili, probabilmente 20 milioni potrebbero essere anche giusti, però non sapendo oggi quali sono i numeri dei consiglieri, i numeri degli assessori e eventualmente le varie indennità, le varie posizioni poi soggettive degli amministratori, chiaramente il conteggio e la previsione è molto ovviamente approssimativa. Mentre per quanto riguarda le elezioni, io voglio dire, così come già si è detto, noi già avevamo predisposto tutto, avevamo già emesso il decreto insieme al Presidente Schifani per l'indizione dei comizi, io avevo già nominato le commissioni elettorali che già stavano lavorando e che in questo momento, ovviamente, appena la legge verrà pubblicata, noi dovremmo revocare tutto. Però non dimentichiamoci che la norma di rinvio attualmente prevede che le elezioni debbano svolgersi, quelle di secondo livello, nel mese di aprile.
Quindi se non interviene nulla da parte del Parlamento, cioè dire se non verrà approvata nessuna legge di primo livello, noi puntualmente intorno a metà febbraio, giorno più, giorno meno, inizieremo di nuovo la procedura elettorale e chiaramente faremo di nuovo l'indizione dei comizi e credo che questa volta non dovrebbe esserci più il rischio di fare ulteriori rinvii. Sul serio, perché faceva la faccia? Ma no, ma perché è la 17ª volta che sento questa cosa. Cioè, ad aprile avevamo detto che avremmo votato a dicembre, adesso a novembre stiamo dicendo che votiamo ad aprile, cioè nel senso è un continuo ennesimo rinvio. Io temo che ci rivedremo qua ad aprile. Qualcosa, diciamo, temo prima. che ci rivedremo ad aprile e diremo nuovamente sono state rinviate in attesa di... Cioè la Corte Costituzionale ci ha pure preso in giro, perché nell'ultima norma l'Assemblea ha votato una norma in cui diceva nelle more dell'approvazione della legge dello Stato, e ha preso in giro pure la formulazione, no, dell'Assemblea, proprio perché sostanzialmente noi non possiamo neanche scrivere in norma che aspettiamo una norma dello Stato che modifica la tipologia di voto. Giusto una risposta all'onorevole Donato: già la Corte Costituzionale si è espressa sul voto secondo livello dicendo che è perfettamente costituzionale, poi ognuno di noi la può pensare in maniera diversa. Io magari posso essere favorevole all'elezione diretta e quindi far votare i cittadini, ma non è che possiamo stare come dire, sul principio che quella norma di secondo livello non è costituzionale. Lo è, l'ho detto la Corte Costituzionale, dobbiamo andare al voto. Ci sono da 12 anni i commissari. Commissari significa nominati dal Presidente della Regione, che ci sono in questo momento dei dirigenti della Regione, prima delle persone nominate direttamente dal Presidente, alle dirette come dire, rappresentanze del Presidente, quindi non eletti, ed è una situazione che la Corte Costituzionale stigmatizza da 12 anni di fila, quindi il problema non sono a sottolineare in questa sentenza, no, professore Cariola, cioè ha detto in questa sentenza i continui rinvii che si succedono sinora hanno impedito la Costituzione prorogando gestioni commissariali incompatibili con la loro natura di enti territoriali autonomi e costituzionalmente necessari. Direi che le varie sentenze intervenute su questa vicenda, che sono le principali sono 4, rappresentano quasi una storia all'interno della telenovela delle province. Si fa la legge del Rio e la Corte Costituzionale con una sentenza del 2015 dice va tutto bene, non è prevista da nessuna parte in Costituzione che ci sia l'elezione diretta degli OGD di secondo livello. La Regione Sicilia nel 2017 fa una legge in cui reintroduce l'elezione diretta dei consigli provinciali e del Presidente. La Corte Costituzionale fa una sentenza del 2018 che dice non si può fare perché la legge nazionale è una legge di ampio respiro che deve essere applicata in tutto il territorio nazionale. Sembrava che i giochi fossero chiusi, quando invece... Professore, mentre parla, io chiedo alla regia, il quotidiano della Repubblica in un articolo proprio della nostra Miriam Di Peri ha pubblicato una grafica che è molto divertente, anzi aggiungo amaramente divertente, nel quale ha paragonato questi continui rinvii un po' al gioco del Monopoli, no? Cioè si salta di casella in casella, e questa Miriam, no? Il Monopoli delle province, complimenti. Insomma, guardate qua, mentre lei parla, professore, continui a spiegare, perché dico, anche i telespettatori possono 2018 seguire. sembrava che tutto fosse chiuso, che bisognava rassegnarsi alle elezioni di secondo livello. Da Catania è partita Siamo un'iniziativa... ancora nella prima fase, cioè dove ci sono quelli gli immobili a basso costo. Siamo ad oggi. C'è il vicolo stretto, no? E nel 2021, quindi 3 anni dopo, siamo riusciti a far dire alla Corte Costituzionale 2 cose importanti. La legge del Rio era collegata alla riforma costituzionale Renzi, che prevedeva essa sì l'abolizione delle province. E allora la Corte Costituzionale ha detto, io ho voluto, l'ha detto esplicitamente, io volevo favorire l'applicazione della riforma costituzionale che ci sarebbe stata. Poi alla Corte Costituzionale si è posto il problema di quello che io ho definito poco fa la contraddizione, il baco, l'incongruenza del Rio. Cioè a dire, i sindaci delle città, i sindaci metropolitani, i presidenti delle province più grandi, sono eletti solo dai cittadini dei comuni capoluogo e non dagli altri cittadini. E la Corte Costituzionale ha detto, è vero, nessuno l'aveva detto prima, ma è vero, andate subito a risolvere questo problema.
invito pressante al legislatore a risolvere questo problema, il che ha fatto riaprire la discussione sulla possibilità di un'elezione diretta degli organi. Le sentenze della Corte Costituzionale vanno lette anche in una chiave storica. Se qualcuno dice una cosa 20 anni fa, non è lo stesso se la dice oggi. Professore, però ti dico subito. Sia più chiaro, no? Cioè, perché mettiamo il caso che si andasse. La sentenza del 2021 dice. No, nel senso, rendiamola poi nei fatti. La sentenza del 2021 dice: è incostituzionale perché viola ogni principio di eguaglianza, di democrazia, che i sindaci, i presidenti delle province di Palermo, Messina e Catania siano i sindaci di Palermo, di Messina. Quindi se domani si va a queste elezioni, chiamiamole di secondo livello, così chiamate. Facciamolo finire il professore, perché non capiamo. Ha detto la Corte, mettete subito mano a questa riforma, e lo ha detto sia a Roma che a Palermo, cioè l'ha detto sia al Parlamento nazionale che all'Assemblea regionale siciliana, quello che si definisce il Parlamento siciliano. Discussione infinita. Chi deve modificare per primo la legge? Lo deve fare per primo il Parlamento nazionale, lo deve fare per primo o lo può fare anche la Sicilia. Sentenza importante dell'anno scorso, la 136, la Corte Costituzionale dice: ma Regione Sicilia, ti avevo detto che potevi modificare la questione del sindaco metropolitano, non hai fatto nemmeno questo. Allora, tra il commissariamento che proviene dall'alto, un presidente della regione che si nomina i commissari nelle 9 province siciliane, e elezioni di secondo grado per cui i consiglieri comunali si votano tra di loro chi deve andare anche alla provincia, la Corte Costituzionale ha scelto la posizione del binormale. Meglio le elezioni indirette che vedono i consiglieri comunali eleggersi tra di loro e diventare anche consiglieri provinciali. L'ultima sentenza di 2 giorni fa, la 172 del 2024, è una sentenza che dà un grande schiaffo a tutte, in particolar modo, lo diceva poco fa Miriam Di Peri, a tutti noi siciliani. Io mi sento ferito da questa sentenza, perché io tra l'altro, io mi sento ferito come siciliano, io mi sento ferito come siciliano. Io c'ero in Corte il 15 ottobre, la Corte ha fatto una sentenza rapidissima, normalmente per fare una sentenza passano 30 giorni, la Corte l'ha fatta il 20° giorno sulla base delle notizie giornalistiche, una sentenza veloce, rapida, in cui ha detto: ma ancora ci perdete tempo, fate le elezioni. Aggiunge, bisogna rispettare il principio autonomistico, per cui queste province, sempre espressione di autonomia, debbono essere. Semplicemente che da venerdì ad oggi da giovedì stiamo ancora discutendo che possiamo fare e che non possiamo fare, e nel frattempo abbiamo trovato la soluzione tipica, che è quella di rinviare, e su questo sono d'accordo con l'onorevole prego, nel fatto che c'è un confronto tra classi politiche. Quindi la responsabilità vera è di chi ostacola questa riforma del metodo di elezione delle province, dei governi delle province, perché la Corte Costituzionale è quello che ha chiesto sia al governo nazionale che al governo regionale di fare esattamente questo. Quindi chi si oppone è responsabile di questo ritardo inaccettabile, del fatto che le province non abbiano un governo e del fatto che ci siamo presi questo cazziatone, scusate il termine, dalla Corte Costituzionale. Quindi sarebbe il caso di darsi una mossa e finalizzare questa legge. Dice il professore. Due. Ma a bocciare la norma dell'elezione diretta è stata la maggioranza. A bocciare l'elezione diretta 3 mesi fa è stata la maggioranza in aula, è stato il centrodestra. Ma io non faccio distinzioni. Ma allora diciamolo, nel senso che non possiamo scaricare la responsabilità agli altri. Anche se è all'interno del centrodestra, è responsabile di questa situazione. Di sicuro non è la Democrazia Cristiana, perché siamo noi che abbiamo secondo me noi siamo promotori. No, su via. Miriam, aspetta, facciamola così, come la mappa, dell'Ars. Chi è che è d'accordo? No, questo è il Monopoli. Facciamo un'altra cosa, un altro giochino con i colleghi giornalisti. E chi è che è a favore, contrario, per il rinvio, chi vuole le elezioni dirette? In tutta la mappa dei partiti dell'Assemblea regionale
siciliana. Su questo poi mi dai la parola. Vietnam. Allora, partiamo da sinistra, partiamo dal centro-sinistra. Sud chiama Nord, che dice? Cateno De Luca e tutti questi qua. Dicono di essere allora Luca, dicono tutti di essere pronti ad andare al voto. No, però facciamolo come lo facciamo noi, diciamo, con i nostri, diciamo, retropensieri maliziosi. Ecco, cosa succede? Appunto. Allora, il quadro che emerge è che nessuno sembra pronto per queste elezioni, con un aggravante che nel centrodestra c'è una spaccatura enorme all'interno, perché Fratelli d'Italia sarebbe per seguire la linea nazionale e restare sulle elezioni di secondo livello, l'ADC e l'MPA di Lombardo premono molto per l'elezione diretta. Dentro Forza Italia ci sono due posizioni differenti tra Schifani e Falcone, che invece si è detto contrario all'ennesimo rinvio, e la stessa cosa è avvenuta nella Lega, con Nino Germanà, che è il segretario regionale, che plaude alla possibilità di un ritorno all'elezione diretta, e Nino Minardo, che è l'ex segretario regionale, che invece dice attenzione, ma che cosa stiamo facendo? Quindi la schizofrenia politica riguarda un po' tutte le forze politiche, mettiamola così, però il centro-sinistra va detto che forse avrebbe potuto incidere di più. Questo campo largo con i suoi 22 voti lo abbiamo visto in un sacco di voti negli ultimi giorni all'Ars, dal voto per introdurre il 40% di rappresentanza di genere nelle giunte comunali fino alle ex province. Forse uno sforzo in più nel momento in cui i deputati della maggioranza sono distratti, sono fuori dall'aula, i 22 sono tutti dentro, forse qualcosina in più si sarebbe potuto fare. Diciamo la verità che la volta scorsa, se ricordi, la legge sulle province è stata bocciata col voto segreto 25-40, quindi diciamo non si può comprendere e sapere bene da chi viene, da quale parte vengono i 40 voti contrari. Però l'opposizione siamo 22, se anche avessimo votato tutti, è giusto, come dice la dottoressa Di Peri, in tutti i partiti, maggioranza e minoranza, ci sono delle posizioni differenti. Però vedi Luca, io non me la sento di prendermi una responsabilità su questo tema, mi dispiace, io rispetto le opinioni di tutti, però noi in aula lo abbiamo detto, guarda, dopo i nostri interventi, una cosa che nessun giornalista ha tirato fuori, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Giorgio Assenza, è uscito dall'aula e non ha votato, proprio perché stavamo approvando una norma talmente tanto vergognosa da un punto di vista costituzionale che non andava neanche messa ai voti. Cioè quella norma era talmente palesemente incostituzionale che il Presidente dell'Assemblea, persona che io rispetto, che sta provando, sì, non andava messo nemmeno ai voti, al di là della poi chi l'ha votato, perché poi chiaramente l'ha votato la maggioranza, l'opposizione ovviamente, e della posizione di ognuno di noi, l'opposizione ha votato contro, la maggioranza ha votato a favore. Quella norma non andava messa ai voti perché era una norma palesemente incostituzionale, non ci sono dubbi sul fatto che quella norma sia incostituzionale, quella norma lo è. Punto. E noi dovremmo, guarda, la norma ancora non è andata in gazzetta, la norma andrà in gazzetta venerdì prossimo. C'è tutta la possibilità ad oggi di non mandarla in gazzetta, cioè che ci sia la possibilità che... lo ha lanciato il professore Cariola dalle pagine di Repubblica e diceva esattamente questo: avete una settimana di tempo, tornate indietro. L'Assemblea non più, sa il Presidente dell'Assemblea. L'Assemblea non più, visto che abbiamo approvato la norma, il Presidente dell'Assemblea. No, però si potrebbe proporre una nuova norma. Che succede? Ora, condivido il giudizio. Lo dico a lei perché diciamo lei qua fa il tecnico, insomma, mettetevi, diciamo, nei panni di chi ci sta ascoltando da casa. Dice, ma è mai possibile una cosa di questo? Cioè, si può violare per 17 volte per 19 volte la Costituzione in questo senso? Così, camminare serenamente, farla franca serenamente, senza che nessuno possa mettere dei paletti a questa cosa. Sono d'accordo con l'onorevole Sunseri. Il rinvio è la norma più incostituzionale che ci sia. Possiamo discutere se si può fare l'elezione diretta, se si può intervenire sul sindaco metropolitano, perché per almeno mi dovete ammettere che sul sindaco metropolitano si può intervenire, l'ha detto la Corte, su quello si può intervenire. Si può discutere su tutto il resto, il rinvio è la cosa più incostituzionale che ci fa fare una figuraccia a livello nazionale. Io ero in Corte il 15 ottobre quando si è discusso di questo rinvio e
del 17° rinvio, ora siamo al 19° e ho notato diciamo pure l'insofferenza dei componenti della Corte Costituzionale, legato un poco ad una forma di considerazione della posizione assolutamente stranissima che noi siciliani abbiamo, tutti noi siciliani, consideriamo che anche il Presidente della Corte è un siciliano, è stato di recente nominato il professore Petruzzello, un altro siciliano, quindi insomma è una... Non pensiamo noi siciliani di essere sempre diversi dal resto, del resto del mondo. Ha percepito un certo fastidio, no? Dice, ma come, questi fanno sempre quello che vogliono. Da cittadino però una notazione la devo fare, perché io individuo almeno 3 motivi per i quali in tutti questi anni si è andati al rinvio. Il primo, permettetemi di dire, amici che siete qua, è questa, come dire, difficoltà della classe politica siciliana di decidere. Che facciamo, ascoltiamo questo, ascoltiamo quest'altro, beh, nel frattempo rinviamo. Il secondo motivo lo diceva poco fa Sunseri: se invece devi avere consiglieri provinciali, presidenti di province eletti dai cittadini o eletti tra i consiglieri comunali, abbiamo ancora i dirigenti regionali, e significa che il dominus a Catania, Ragusa e Siracusa è l'amministrazione regionale. Tra l'altro pensate che un dirigente regionale va... Solo nei liberi consorzi, nelle città metropolitane. C'è il sindaco metropolitano, dove c'è per la situazione incostituzionale che abbiamo definito. Certo. È difficile, diciamolo pure, che i 3 sindaci di Palermo, di Messina e di Catania riescono a fare contemporaneamente i sindaci di Catania e i presidenti delle rispettive province. Non ce la fanno concretamente. Abbiamo invece i dirigenti regionali che almeno 2 volte a settimana debbono andare a Ragusa, ad Agrigento, a Trapani e i rispettivi dipartimenti, cioè inefficienza che si somma ad inefficienza. Ma in fondo, l'abbiamo sentito poco fa, c'è un problema. C'è un problema di scontro di classi politiche, di ceti politici, tra quelli che sono a livello regionale e di ceti politici che emergerebbero a livello provinciale e che alle prossime elezioni regionali chiederebbero, chiederebbero di andare a Saladecco. Antonio, il professore Cariola l'ha toccata piano, però dico... Tagliamole le gambe, questa è l'operazione politica che da 13 anni interviene da noi. Antonio Condorelli, ecco, dico, il professore probabilmente ha centrato il tema, no? Cioè con la provincia, ristabilendo le elezioni di qualunque tipo, in qualsiasi modo, alle province si creerebbe una nuova classe dirigente politica che poi nelle elezioni, diciamo, più importanti, cioè il passaggio successivo, che sarebbero quelle regionali o quelle nazionali, chiederebbe diritto di tribuno, no? Cioè potrebbero emergere delle nuove... A chi conviene, insomma, avere... competitors nuovi. Sembra proprio che l'ARS diventi una casta gelosa soprattutto alcuni deputati regionali, della posizione conquistata, e in grado, allarmati, di vedere possibili concorrenti tra coloro che cominciano a fare la scalata nelle elezioni provinciali, perché è sempre stata così. Importanti politici sono passati dagli assessorati provinciali, l'elenco è lunghissimo, però questa situazione produce un'ingessatura e la Corte Costituzionale ha detto che di fatto questi rinvii hanno impedito la costituzione degli enti di area vasta, ossia il livello di pianificazione e di gestione del territorio, delle risorse e rapporti tra enti locali, intermedio, comuni e regione. Cioè, ecco, il danno è serio, la questione è veramente una questione seria. Cioè, per le gelosie di qualche politico che non vuole creare la classe dirigente nuova, si penalizzano poi i territori. Una cosa che non è stata... Scusi, Sunseri, mi riguardo l'assessore Messina, perché l'assessore Messina ha fatto il sindaco di un comune, no? Dell'area metropolitana catanese, e quindi conosce perfettamente la necessità di avere un interlocutore a livello più alto per gestire alcune questioni che proprio
comuni come quello che ha amministrato lei in questo caso San Giovanni La Punta, però diciamo hanno proprio questa difficoltà, no? Nel riferirsi, nel rapportarsi poi non v'è dubbio che per gli amministratori locali, consiglieri, sindaci, l'organo provinciale è strategico, è utilissimo per tutta una serie di competenze. E poi non dimentichiamo neanche che in questo momento ci sono competenze che in assenza delle province oggi i comuni sono costretti a gestire in forma di ATO o in forma di consorzio. Pensiamo al problema idrico, pensiamo al problema dei rifiuti, e che purtroppo non stanno funzionando a meraviglia. E quindi non v'è dubbio che la provincia potrebbe domani assorbire anche queste due importantissime competenze, gestione idrica e gestione dei rifiuti, che oggi purtroppo non gestisce alla perfezione né la regione e neanche i comuni. Sul serio, e poi andiamo in pubblicità e poi voglio aprire la parte del reddito di povertà che interessa molto. Prego? Ma Luca, scusami. Prego. Assessore, è uno spoiler sulla nuova legge che presenterete all'ARS? Cioè, cercherete di dare alle province anche le competenze in materia di gestione dei rifiuti e di gestione dico del la servizio verità. idrico? Allora, dottoressa, no, in questo momento no, purtroppo, perché ci rendiamo conto che anche gli apparati burocratici degli enti intermedi e delle province purtroppo sono anche quelli carenti. Però c'era nell'idea della vecchia normativa, diciamo che poi è stata bocciata dall'ARS, un'idea che nel giro di 1 o 2 anni si potevano allargare le competenze a queste funzioni che, diciamo la verità, non sono oggi né dei comuni, perché l'ATI idrico alla fine viene gestito da un comitato dei sindaci, così come a volte la gestione dei rifiuti. Non v'è dubbio che un ente intermedio debba obbligatoriamente, a mio avviso, occuparsi di questi argomenti che non sono né di natura locale ma neanche di natura regionale. Ma 3 puntualizzazioni velocissime. Una che non è stata detta: la Corte Costituzionale nella sua ultima sentenza dice sì, è tutto incostituzionale, però per fortuna il Presidente della Regione ha indetto elezioni il 15 dicembre, quindi abbiamo risolto il problema. Nel momento stesso in cui la scriveva e la pubblicava, l'Assemblea votava l'ennesimo rinvio. Seconda puntualizzazione, la norma che abbiamo già approvato in prima commissione in nessuna parte cita quello che diceva il professore, cioè l'elezione diretta dei sindaci metropolitani. Quindi parlo della norma che lei forse ancora non sa. È la norma che è stata approvata martedì in prima commissione. Nessuna parte. La nuova norma proposta tra l'altro dalla DC, dal Presidente Abbate, quindi diciamo non è che l'ho inventata io. Questo, se mi permette, onorevole, io quando ho bisogno di avere un testo di un disegno, di un progetto di legge regionale sul sito dell'Assemblea regionale è pressoché impossibile. Io sono averlo. d'accordo su questo, Devo sempre chiedere agli amici della regione di mandarmelo. Non solo non cita questo problema, non lo so perché non è pubblico. Non solo non cita questo problema, ma alimenta l'incostituzionalità perché modifica il numero dei consiglieri provinciali, quindi l'ennesimo problema costituzionale rispetto alla norma del Rio. E poi terzo, ma ultimo, io rispetto all'assessore, è una persona che mi sta anche simpatica, è sempre presente in assemblea, ma l'assessore, diciamo, prima ha votato il decreto, ha firmato il decreto insieme al Presidente della Regione per il 15 di dicembre e la scorsa settimana ha votato il rinvio, quindi diciamo un po' diciamo di pace, come ho detto anche nel cervello della Giunta, andrebbe fatto. Cioè non possiamo pensare che lo stesso governo che indice le elezioni la settimana successiva le rinvia. Cioè, io infatti gli ho chiesto: assessore, lei non voti, cioè quantomeno per una questione, come dire, di rispetto di quello che aveva fatto precedentemente insieme a Schifani. Tutto qui. Assessore, la replica insomma. No, vabbè, c'era chiaramente una proposta da parte di tutti e 5 i capigruppo di maggioranza, quindi io, essendo un rappresentante del governo e della maggioranza, mi sono correttamente adeguato a quello che era la nostra indicazione politica. Insomma, allora, dobbiamo fermarci, pubblicità, poi ritorniamo. Insomma, questa cosa non se ne esce, no, professore Cariola? Qua non ce ne voteremo ad aprile, non si sa di quale anno, ma voteremo ad aprile. No, non se ne esce più il monopoli di Miriam Di Peri, continuerà ad avere un'altra casella probabilmente e vedremo cosa succederà. Le posizioni insomma però sono veramente frastagliate, non si sta capendo più niente. Allora, sono per un verso frastagliate. Neanche quella della Corte ci si aspettava. Per un verso l'assessore Messina ha ricordato che nell'agosto scorso, quando è stata fatta la legge poi 24, c'è stato il voto segreto. Il voto segreto è uno dei problemi che ha ancora l'ARS. Perché il voto segreto si esercita là dove ci sono problemi di libertà, grandi questioni ideologiche e così via. È chiarissimo, però a livello nazionale lo abbiamo abolito nel 1988.
è giusto che i deputati siciliani rispondano all'elettorato di quello che fanno, di quello che non vanno. Quando lei mi diceva, il professore non ha detto, il professore non conosce le cose che all'ARS sono ancora riservate, che non sono pubblicate, ma i disegni di legge all'ARS, all'Assemblea regionale siciliana, è assolutamente impossibile con l'attuale motore di ricerca andarli a trovare. Sono d'accordo. Ogni volta devo andare a chiedere a qualche amico all'Assemblea regionale siciliana di mandarmelo. No? Chiedo all'apparato burocratico. Il sito sul serio è un buon pusher di il sito della Camera e il sito del Senato permettono di conoscere i disegni di legge, non le leggi che vengono pubblicate, ma i disegni di legge, e quindi uno è informato. Allora, pubblicità, poi il reddito di povertà. Vediamo che cosa, diciamo, la nuova idea del presidente Schifani. Qui c'è uno dei fautori del reddito di cittadinanza, cancellato ovviamente dal governo nazionale. Vedremo cos'è questo reddito di povertà, che è tutto siciliano. Dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta, stavamo facendo fuori onda, insomma, le quotazioni sulla tipologia di elezioni che vedranno le province. Tutti qua ovviamente dicono ci saranno delle elezioni di secondo livello, quelle ovviamente che includono consiglieri attualmente comunali e sindaci, no? Assessore Messina, e da quelli poi verranno formate le nuove giunte. Poi vedremo se si potrà ritornare alle elezioni dirette. Io dico, la democrazia è sempre bellissima. Con le elezioni di secondo livello non ci sono le giunte, non esistono gli assessori, c'è solo il Consiglio e il Presidente. Sì, però ricopriranno poi, insomma, dei ruoli, no, di responsabilità anche questi consiglieri e questi sindaci. Apriamo invece la parentesi reddito di povertà. La scorsa settimana, proprio lo scorso fine settimana, il presidente Schifani ha annunciato questa nuova, potrebbe essere una nuova misura, per ora resta soltanto una sua idea, diciamo che poggia su alcune basi pratiche, per dare una risposta al crescente numero di popolazione indigente della Sicilia. Vediamo questa scheda con Simona Mazzone e Fabrizio Rizzo, che ci fa un po' il riassunto, ci spiega che cos'è questo reddito di povertà, da non confondere col reddito di cittadinanza che fu del Movimento 5 Stelle. Non è il reddito di cittadinanza, questo reddito di povertà guarda al sociale. Ha presentato così il governatore Schifani nel suo intervento alla convention di Forza Italia a Santa Flavia, nel Palermitano, l'emendamento al DDL di assestamento del bilancio che interviene sulle famiglie povere. Sono a disposizione 30 milioni di euro, che sono tanti, per famiglie con un ISEE fino a 5.000 euro, che sono pochi, perché la scelta di Schifani, in questo caso, parte dal concetto di povertà assoluta. Il nuovo aiuto pensato dal governo scalza il nazionale reddito di cittadinanza, suo predecessore, voluto dai 5 Stelle. Ma qual è la differenza? Il reddito di cittadinanza era un assegno mensile elargito fino a quando il destinatario avesse completato un programma di politiche attive per riaffacciarsi sul mondo del lavoro. Il reddito di povertà di Schifani dovrebbe essere invece un contributo, una tantum, con modalità ancora da definire. Sarà l'IRFIS a distribuirlo con un fondo specifico di 30 milioni di euro. Per il segretario generale della CISL Sicilia La Piana, una misura valida se utilizzata per tamponare un'emergenza. Il contrasto al disagio sociale ed economico passa da interventi strutturali che non possono limitarsi a forme di sussidio. Luisella Lionti, segretaria della UIL Sicilia, parla di risorse insufficienti. Non basta il reddito di povertà, le famiglie senza sussidio aumentano ogni giorno di più e occorrono quindi aiuti e interventi più significativi. Diretto il commento di Alfio Mannino, segretario generale della CGIL Sicilia: pura propaganda, è uno schiaffo alla povertà. Se dovessero fare richiesta agli stessi nuclei del reddito di cittadinanza, con uno stanziamento previsto di 30 milioni di euro, questi riceverebbero poco più di 100 euro l'anno. Se Forza Italia sostiene in tutto il governatore, Fratelli d'Italia col capogruppo Assenza frena. Meglio iniziative per sostenere l'occupazione. Una misura spot per il referente regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola. Se Schifani vuole fare veramente qualcosa di concreto per le famiglie, ci metta dai 100 milioni in su. I soldi, quando vuole, li trova sempre.
Allora, reddito di povertà, questa misura insomma in realtà sembrano un po' pochini questi soldi. Guardo Luigi Sunseri che ha seguito ovviamente, ha sposato la causa del reddito di cittadinanza, però diciamo potrebbe essere una risposta per una crescente domanda da parte di popolazione, di siciliani che navigano sempre più verso la soglia di povertà. Sunseri. Ma due punti diciamo fondamentali. Il primo è che il centrodestra non ha perso tempo nell'abrogare una norma che era identificativa, identitaria del Movimento 5 Stelle che governava prima di loro, quindi il reddito di cittadinanza andava abolito, non modificato, proprio perché l'aveva fatto il Movimento 5 Stelle, cancellato immediatamente lasciando milioni di persone in Italia senza alcun aiuto e sostegno, tranne quello inventato poco dopo che non ha in alcun modo funzionato. Adesso il centrodestra, sempre dal Presidente della Regione, lancia questa idea. Ad oggi un'idea, cioè non c'è da nessuna parte, non c'è un emendamento, non c'è uno stralcio in finanziaria, non c'è uno stanziamento, non c'è un disegno di legge, è un'idea lanciata da un palco di Santa Flavia in una convention di Forza Italia. Io non so che tecniche normative utilizza l'ex Presidente del Senato, oggi Presidente della Regione, ma diciamo non si annuncia una misura del genere da un palco, lo si fa affrontando l'Assemblea, portandola in Commissione di bilancio. Campagna elettorale, sì, solo che poi l'abbiamo fatta proprio per legge. Entrando nel merito stiamo parlando di 30 milioni di euro, una cifra assolutamente irrisoria. Se immaginate che l'ultima variazione di bilancio è di più di 400 milioni di euro, cioè l'ultima variazione della Regione Siciliana di 400, stanzia 30 milioni per delle persone che hanno un ISEE, da quello che dice lui, perché oggi non abbiamo nessuna carta, con un ISEE inferiore a 5.000 euro, quindi stiamo parlando veramente di una fascia con un reddito molto molto basso e sostanzialmente immagino che le risorse, se fossero veramente 30 milioni, sarebbero eccessivamente esigue, come poco fa sentivo dire al segretario Mannino, quindi quando l'avremo tra le mani potremo valutarla. A me all'ultimo dell'anno, quindi non in una natura finanziaria, quindi non, come dire, di prospettiva che dà almeno una triennalità alla misura, mi sembra veramente una di quelle sparate meramente televisive da convention, che non risolve nulla, che non dà niente di concreto. Tra l'altro già una volta l'Assemblea durante il Covid tentò a trasferire le risorse a IRFIS per fare questo genere di attività e fu bloccata da tutti gli organi, prima dalla Banca d'Italia, poi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché proprio la norma non dava la possibilità a IRFIS, che è un ente tra virgolette bancario della Regione, di erogare risorse a delle famiglie piuttosto che a delle imprese. Francesca Donato, la convince questa misura? Ma guardi, sicuramente l'importo è molto basso e il plafond è molto ampio e quindi tutti vorremmo che si potesse fare di più. C'è però d'altro canto il rovescio della medaglia, perché uno dei motivi per cui il reddito di cittadinanza, che devo dire io ho sempre sostenuto e ho sempre considerato una misura necessaria sotto certi profili, ha creato delle difficoltà alle imprese nel trovare lavoratori, perché ahimè è un fenomeno che tutti abbiamo visto e conosciamo, quello per cui molte persone dichiarano un reddito molto basso, non lo dichiarano proprio per niente, si prendevano il reddito di cittadinanza e poi lavoravano in nero. E questo qualsiasi imprenditore siciliano, quantomeno, qualche volta gli è capitato di incrociare questo fenomeno. Diciamo che nel momento in cui la misura è così esigua e limitata, questo rischio non si corre, perché comunque nessuno ha interesse a rifiutare un lavoro regolare, perché dice tanto col reddito di cittadinanza prendo quasi lo stesso e quindi mi conviene restare senza un impiego regolare e magari faccio qualcosa in nero per arrotondare. L'annuncio di Schifani, penso che l'annuncio di Schifani ha innanzitutto un valore politico, sia per la scelta lessicale che sortisce l'effetto sperato, infatti scatena la rivolta di alcuni del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto ottiene l'effetto di essere ascoltato da quello che è stato ed è uno zoccolo duro degli elettori del Movimento 5 Stelle, cioè le persone che hanno usufruito del reddito di cittadinanza, in questo caso di povertà, organizzato diversamente, almeno così dovrebbe essere, ma soprattutto ha un valore politico anche all'interno della coalizione, perché subito Totò Cuffaro dà il suo placet e dice è una misura importante, e quindi in questa fase di rigenerazione di Forza Italia anche gli annunci hanno un valore.
ovvero quello di rinsaldare degli assi che si stanno creando in questa fase, soprattutto per proiettare il partito nel futuro. Quindi in questo momento c'è una visione politica di questo annuncio che ha sicuramente degli effetti c'è un concreti. vuoto dopo il reddito di cittadinanza, con l'abolizione del reddito di cittadinanza, che adesso tutti cercano in qualche modo di colmare per accaparrarsi, tu dici, questa fetta di elettorato che è importante, che secondo alcuni, guarda su un serio, ha consentito la fortuna del Movimento 5 Stelle. Luca, dà anche una bacchettata a Fratelli d'Italia, perché utilizzare questo lessico, che è stato uno dei cavalli di battaglia contro di Fratelli dei Meloniani, in questo momento ribadisce una linea di indipendenza, di differenza e soprattutto di creazione di accordi all'interno del centrodestra che però non hanno nulla a che vedere con Fratelli d'Italia, quindi è una cosa molto astuta. Prego. Io volevo dire che questa è una misura un po' differente. Il reddito di cittadinanza era una misura quasi sostitutiva del lavoro. Io ricordo tanta gente che magari decideva di non lavorare perché tanto prendeva più o meno lo stesso assegno con reddito di cittadinanza e quindi probabilmente era più sicuro ed era più continuativo, e poi magari, come diceva la collega Donato, andava a fare qualche piccolo lavoretto in meno e arrotondava. Questa è una misura invece che è diretta a quelle famiglie che oggi magari non hanno grandi possibilità, che non riescono ad arrivare a fine mese, che magari sono senza lavoro o sono senza pensione e che chiaramente hanno bisogno di una sussistenza. È vero che 30 milioni non sono tantissimi, ma questa chiaramente è una misura magari iniziale che strada facendo si potrebbe anche integrare. Bisogna capire qual è la platea che rientra in quel 5.000 euro di ISEE. Quindi probabilmente strada facendo si potrà verificare che se la platea è più alta bisognerebbe integrare sicuramente anche la dotazione economica. Non dimentichiamo che in questo assestamento di bilancio ci sono tutta una serie di risorse per altri interventi urgenti, quali la siccità, quali gli aiuti alle imprese, quali le infrastrutture contro la siccità, che in questo momento, come sappiamo bene, purtroppo stanno affliggendo la nostra economia, ma soprattutto l'agricoltura. Professore Cariola. Assessore, posso, Luca? No, un attimo, c'è il professore Cariola che voleva intervenire. Okay. Poi do la parola. Parlare contro il reddito di povertà sarebbe veramente come sparare sulla Croce Rossa. Faccio notare da costituzionalista che esso, se verrà approvato, non potrà riguardare solamente i cittadini italiani residenti in Sicilia, ma tutti i residenti stabilmente in Sicilia, compresi i cittadini europei e compresi i cittadini extracomunitari. È la stessa dinamica che è valsa per il reddito di cittadinanza. La Corte Costituzionale italiana e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ci hanno detto che non ci sono poveri di serie A e di serie B a seconda della loro cittadinanza, ma coloro che risiedono stabilmente nel nostro territorio dovrebbero essere destinatari dell'intervento. Puntualissimo intervento questo del professore Cariola, perché allarga quella platea diciamo che aveva immaginato probabilmente il presidente Schifani, e ovviamente non sono nella testa del presidente Schifani. Restringe, insomma quella era onestamente restringe, però ovviamente. Onestamente faccio il tecnico e intervengo sul punto. Miriam, e poi andiamo in pubblicità. Sì, la democrazia cristiana come dire, è a capo anche dell'assessorato al lavoro. Siccome sia l'assessore che l'onorevole Donato ponevano l'accento sul fatto che c'erano i furbetti del reddito di cittadinanza, che comunque è stata una misura fondamentale e che ha sostenuto i cittadini meno abbienti di questo paese in una stagione difficilissima. In tutto questo la regione siciliana ha 46 ispettori del lavoro che controllano chi regola e chi no, e da anni si chiede che questa platea di ispettori del lavoro possa essere allargata. State facendo qualcosa per allargare finalmente i controllori che controllino che non ci siano i furbetti e che non ci siano gli sfruttati? Perché attenzione, cioè il reddito di cittadinanza non è che dava stipendi indennità da 5.000 euro per cui poi la gente se ne stava sul divano, cioè la gente non voleva più essere sfruttata, c'è qualcuno che si sta ponendo il problema di controllare che si smetta di sfruttare i siciliani con paghe da fame?
Sì, dico... Ma posso rispondere? Prego. No, faccio parlare prima l'assessore. No, dico, non è la mia delega, quindi non ho io i dettagli in questo momento. No, però mi diceva... democristiano perfetto. L'assessore al lavoro, l'assessore Nuccia Albano, mi diceva che è in corso già una convenzione con l'Ordine di Roma per trasferire e far lavorare in Sicilia una serie di ispettori del lavoro in aggiunta. Non dimentichiamo che nell'ultimo anno noi della funzione pubblica abbiamo assunto centinaia di lavoratori che stanno lavorando nei centri per l'impiego, dico quelli che erano frutto anche della legge sul reddito di cittadinanza, che hanno dato la possibilità a circa 500-600 giovani di potenziare quelli che sono gli uffici del lavoro della Sicilia e che stanno chiaramente adesso entrando in funzione, e chiaramente purtroppo attraverso una serie di rinunce c'è stato un po' di ritardo, ma sicuramente gli uffici del lavoro sono molto più potenziati rispetto agli anni precedenti e sicuramente quei controlli e quelle statistiche, ma soprattutto ricordiamoci che la legge sull'abolizione del reddito di cittadinanza prevedeva tutta una serie di misure e sostegni e di formazione lavoro che in questo momento ancora sono in itinere. Francesca Donato. Io volevo intanto ricordare che l'assessore Nuccia Albano, proprio con il suo assessorato, ha varato anche un'altra forma di reddito, che è il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, che può essere erogato su iniziativa dei comuni in base chiaramente alla dimostrazione di essere vittima di violenza sulle donne, insomma. E questa è una misura che va a incontrare un'esigenza per tante donne che hanno bisogno di un sostegno economico per affrancarsi dal legame familiare del marito, spesso appunto la violenza è domestica, e mantenere se stesse di figli. Quindi l'attenzione da parte del nostro assessore su queste tematiche è altissima. Come ha detto l'assessore Messina, per quanto riguarda la tematica degli ispettori del lavoro, dei controlli, si sta chiaramente facendo quello che è possibile fare, però vorrei rispondere anche alla dottoressa Di Peri riguardo al tema dei salari bassi e dello sfruttamento del lavoro, che ahimè non riguarda solo la Sicilia, riguarda tutta Italia e in particolare il meridione, ma le dico di più, riguarda tutta l'Europa, ed è dovuto a una dinamica di deprezzamento dei salari dovuta alla necessità di compensare gli alti costi di produzione delle nostre merci e favorita dalla immigrazione clandestina, perché nel momento in cui ci sono tantissimi immigrati che sono disposti a lavorare per un tozzo di pane per sopravvivere, è naturale che i salari, la competizione fra lavoratori va a ribasso sul salario. Donato, lei sta aprendo un tema, cioè, ci vorrebbe un'altra puntata. Grazie per la comprensione, Donato. Ho detto meno male che siamo dovevamo andare in pubblicità. Grazie, dico. È un tema che affronteremo magari nelle prossime puntate. No, un attimo, Miriam, sul serio, che c'è scritto su quello schermo nero? Pubblicità. Ecco, quindi poi rientriamo, siamo veramente agli sgocci della trasmissione, però io utilizzo questi ultimi minuti per parlare con Sunseri di tutto quello che è successo al suo Movimento 5 Stelle, anche dopo le elezioni in Liguria. Avete visto poco fa la vignetta di Totò Calì, sarcastica come sempre, però estremamente realistica. E io, Sunseri, le faccio vedere una grafica fornita dall'Istituto Piepoli che proprio fotografa il dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle. La domanda che ha fatto Piepoli agli elettori del Movimento 5 Stelle è questa: secondo lei questa discussione tra Grillo e Conte, che poi insomma è ormai l'apice di questo scontro interno al Movimento, potrebbe ridurre la sua propensione a votare il Movimento 5 Stelle? Ricordiamo che il dato in Liguria è stato pessimo, neanche Grillo è andato a votare per il Movimento 5 Stelle, un 21% potrebbe ritirare il voto al Movimento 5 Stelle anche per queste polemiche interne. Io ricordo che però il partito è in salute, perché insomma
nello scenario, lo vediamo nella seconda grafica, nella seconda rilevazione, il partito è comunque il terzo partito d'Italia con il 12%, nella prossima grafica lo possiamo vedere, e quindi è comunque un elettorato questo che diciamo, deve trovare poi una casa. Sunseri, che succederà al Movimento 5 Stelle? Io penso che non fa certamente piacere né bene al Movimento questa lite al vertice tra Grillo e Conte, e mi auguro che possa vedere la fine a più breve tempo possibile e che la Costituente possa far ripartire il Movimento 5 Stelle. Parlo della nostra situazione in Sicilia. Secondo me il Movimento 5 Stelle sta molto bene, lo ha dimostrato in tutte le competizioni elettorali, nazionali, regionali, europee, le ultime svolte da poco, quindi diciamo dove si è creata secondo me una classe dirigente condivisa tra sindaci, consiglieri, deputati regionali e nazionali che lavorano costantemente sul territorio, credo che si siano sempre ottenuti ottimi risultati. È ovvio che però questo non può bastare, non può essere sempre la Sicilia a trainare il Movimento 5 Stelle, l'augurio che anche le altre regioni possano fare esperienza da quello che viene fatto nelle regioni del Meridione, perché anche la Campania, la Calabria riescono... il reddito, per intenderci. No, non è solo il reddito. Guarda, il reddito alla fine era un punto del programma elettorale che per assurdo in Italia, cosa che non avviene mai, è stato mantenuto. Quindi diciamo quello che era stato promesso è stato fatto. Poi se ha portato voti in più è perché la coerenza ha voluto che quello che era stato detto prima della campagna poi è stato approvato. Ripeto, mi auguro che la Costituente che verrà alla luce il 24 e il 25 novembre di quest'anno possa... sta mandando quelle vignette di Carilli. No, possa in qualche modo far ripartire l'attività del Movimento 5 Stelle in tutta Italia. Questo è l'augurio che ovviamente faccio, perché credo che il Movimento 5 Stelle, al di là di quello che ognuno di noi possa pensare, io ne faccio parte sin dalla nascita, ha dato sicuramente uno slancio nuovo alla politica nazionale su tanti temi che prima erano quasi nascosti, e quindi poi ognuno di noi la può pensare male. Sì, ma ripeto, ognuno di noi la può pensare sui temi specifici in modo diverso, però certamente abbiamo frenato una deriva da un punto di vista e poi abbiamo rilanciato Renzi si è fatto tantissimi bene, argomenti. Renzi è al 2%, io non lo so, poco fa sentivo Faraone che pontificava sulle province, ma Faraone dov'è in regione? Cioè esiste? Io non l'ho mai visto, quindi onestamente. Va bene, abbiamo chiuso, grazie a tutti i nostri ospiti, ringrazio l'assessore Andrea Messina, assessore regionale agli enti locali, grazie assessore per essere stato con noi, ringrazio il professore Agatino Cariola, professore ordinario del diritto costituzionale e pubblico all'Università di Catania, ringrazio l'onorevole Luigi Sunseri, deputato regionale del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana, ringrazio e ricondivido il messaggio iniziale, sono felice di rivederla nuovamente attiva Francesca Donato, insomma, perché abbiamo bisogno di gente battagliera, insomma, anche per le nostre trasmissioni, quindi insomma è una forza. È importante anche questo, no? Miriam, ma anche noi abbiamo bisogno un po' di accenderla questa politica, visto il piattume a volte di questi racconti. Grazie a Miriam Di Peri, collega del quotidiano La Repubblica, grazie ovviamente, lo ritroverete la prossima settimana al nostro Antonio Condorelli. Antonio, non so se avevi lasciato qualcosa, no, niente, chiudiamo. Ma speriamo ad aprile sicuramente parleremo di province nuovamente, magari speriamo di parlare di elezioni. Probabilmente molto prima. Grazie ai nostri telespettatori per averci seguito, l'appuntamento ovviamente è alla prossima settimana, sempre qui con Il Punto.